a radio che parla tale qual a te, tale qual a me, tale qual a noi. E siamo ritornati di nuovo in diretta. Ma mandateci messaggini anche sulla pagina di RTC Targato Napoli. Noi li leggiamo in diretta e vi rispondiamo. Detto ciò, continuiamo con l'oroscopo. Andiamo al Leone, che si trova al 10° posto della classifica. Non avete nessuna intenzione di essere ragionevoli in questo periodo. Scatenate il vostro lato più libero e selvaggio. Quello che non vuole costrizioni di sorta e che cerca nuove avventure. Con il nostro Leone anche in video vi dico, cari leoncini, voi siete selvaggi di natura, perché siete uno spirito libero. Ma tutto questo nervosismo, ma a cosa vi porta? Quindi cercate di calmarvi un po' e non state sempre lì ad attaccare la vostra preda. Molto spesso la preda si avvicina da sé. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Di Agnano. Non ho capito il nome? Sono Marco di Agnano. Marco di Agnano, un bacio a tutto Agnano. Dimmi. Grazie. Marco. Allora, ti sento proprio male. Se sei dal cellulare ti devi spostare. Sì, sono dal cellulare. E poi abbassare anche la voce della televisione. Ora mi sente? Ti sento un po' meglio, dimmi. Ok, è possibile fare una dedica a Anna da Caivano? Certo che facciamo una dedica ad Anna da Caivano. Una bella canzone di Tarentano, se è possibile. Allora, la mia proprio, quella preferita è Veleno e Passione. A te piace? Brava, bravissima. Allora se aspetti e rimani in linea ti faccio ascoltare proprio in questo momento. Posso fare dei saluti? E dopo la canzone, ascoltati. Va bene. Rimani in linea e ascoltatela. Questa per te e per Anna da Caivano. Va bene. Colpa di un destino scritto a metà, siamo stato senza parlare, che mano in voce di lacrime amore. Colpa dei discorsi, colpa e l'età di chi matura e di chi non lo fa. Ci siamo stata troppo lontana, ma c'è sempre stata voglia di trovare nostro amore. Veleno e passione, amore che sfruterà, bruciare te sincero quando ti va a carezzare. Trovi parole più carnali per te fare, basta una mezza camminata per tornare con te. E prima scendere se resta come la prima volta ancora. Te ne stivato tutte le cose che l'hai dato tu, ho posto a guardo fatto amore, non so scordo più. Marco, Dimmi. ti piace questa canzone? Io l'adoro. Stavo andando a pensare, stavo andando a soffrire. Ti ho sentito. Ma quest'Anna da Caivano è la tua fidanzata? Sì, la mia fidanzata. E quindi, ma ti sta guardando dopo questa Mi dedica? sta anche sentendo. Allora mo che riagganci tu, io mi aspetto la telefonata di Anna. Vabbè. Vediamo lei che cosa ti... fare dei saluti, se è possibile. Dimmi. Al mio amico Mario Guida Un bacio a Mario Guida e ai miei fratelli Marigliano. e ai fratelli Malignano. Mi associo anche io con un grande bacio. Ti ringrazio, Safì. Marco, ti aspetto mercoledì. Buon continuo. Anche a te ti aspetto mercoledì sempre in diretta. Va bene. Ciao Marco, un bacio. Allora, ricordiamo anche ai telespettatori che da stanotte partono, non è che da stanotte è uscito con me, poi questa limite ci accordiamo insieme, da stanotte partono le nuove puntate di Villa Cupido, quindi tutti a guardarli, mi raccomando, per i nostri telespettatori. La canzone di Ida è bellissima, ancora la sentiamo in sottofondo. Un bacio anche a Ida, non so se mi sta guardando, se mi stai guardando, un bacio a te e alla tua piccola principessina, che è bellissima. Continuo subito con i segni e andiamo avanti con Vergine. Adesso ci appare l'immagine bella della Vergine, o in video o alle mie spalle. Ecco la Vergine, che si trova al 7° posto in classifica. Ecco che bella Vergine che ci manda la regia. Guai in vista per coloro che continuano ad affidarsi alla razionalità.
rifiutandosi ostinatamente di dare ascolto al proprio cuore. I pensieri ai quali tanto vi aggrappate rischiano di essere più confusi che mai. Cari e care vergine, avete un po' di confusione nel cuoricino, ma io dico sempre, va dove ti porta il cuore. Pronto? 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 Pronto, ciao, buonasera, sono Vincenzo. Vincenzo, da dove ci chiami? Da Secondigliano. Da Secondigliano, dimmi. Ciao. Senti, io sono Scorpione. Tu sei Scorpione, ti vado a vedere subito il tuo segno. Ok. Lo Scorpione è al secondo posto in classifica. Ecco, guarda che bello scorpioncino che ci ha messo la regia, eh? Tutto brillantinato come Safiria. Perfetto. Allora, per risollevare le vostre finanze, oggi si ampliano le possibilità, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico. Buone, anzi, ottime novità in arrivo. Tu che lavoro fai, Vincenzo? Impresa di pulizie, però attualmente non lavoro. Vabbè, però, insomma, fino ad adesso hai fatto, lavoravi nell'impresa di pulizie. E anche nell'impresa di pulizie si è a contatto con il pubblico, giusto? Sì. Quindi, allora, io ti posso garantire che da qua ai prossimi mesi, perché il vostro segno sarà sempre buono in classifica, fino proprio a settembre-ottobre, quindi quando si avvicina anche la data del vostro compleanno. E ti dirò che ci sono ottime novità in arrivo, quindi tu continua ad avere rapporti buoni con tutti quelli che incontri, perché proprio con le persone con le quali tu sarai in buon contatto ti arriveranno delle belle novità. Ho capito. Senta, però volevo sapere una cosa. Come il lavoro che ho svolto non Sì. è che mi piaccia molto. Lo Sarà so. qualche altra cosa in arrivo. Allora guarda, io ti dico, le stelle dicono che tu dalle persone che frequenti usciranno delle belle novità, quindi comunque continua a frequentare queste persone, conoscendo persone si conoscono altre persone e così la catena si allarga. Va bene. Tu sei fidanzato, sei sposato? No, single. Sei single, allora puoi mandare pure una foto sulla nostra pagina. Posso mandare? Una foto tua sulla nostra pagina e noi cerchiamo di trovarti l'anima gemella. Magari. Poi venite in diretta e vi venite a conoscere insieme a me. Ok. Allora, la pagina è RTG Targato Napoli. Prendi una tua bella fotina, col permesso ci dai il permesso scritto di pubblicarla e tu uscirai proprio in diretta con la tua fotina. Le ragazzine interessate a te ci chiameranno. Se qualcuno accetta, farete l'incontro qua in diretta con me. Ok. Aspetta, prima che finisce la trasmissione aspetto la foto, Ma adesso proprio non posso. E quando me la mandi? Obbligatoriamente in giornata. Ah, e quando me la Perché non mandi? sto a casa, E quando me la Sara. manderai? Tu quando stai in diretta? Vabbè, io vado il mercoledì, ma tu la puoi mandare anche stasera, la puoi mandare domani, insomma, quando vuoi. Poi il mercoledì prossimo io la farò vedere e ne parliamo. Al limite tu mi richiami e tranquillamente. Ok, dove la devo mandare? RTC Targato Napoli, proprio sulla pagina Facebook. Ok, grazie. Aspetta, Posso un bacio. fare- Dimmi. Dimmi. Sì, fai saluti. Ok, saluto la mia carissima amica Vita. Un bacio, da Condigliano, un bacio la anche signora da parte Carmela, mia. Un bacio anche alla signora Marco, Carmela. Marco. Vita Ok. e Antonella. Un bacio a tutti tutti. coloro che mi conoscono. Un bacio a tutti i tuoi amici. Un bacio, amore. Un bacio, ciao, grazie. Seguimi ogni mercoledì. Ma le telefonate di tutti questi giovani ragazzi mi fanno solamente piacere, veramente mi emoziono. Quindi mi raccomando, i single, le single che vogliono conoscere qualcuno, basta mettere la vostra fotina sulla pagina di RTC Targato Napoli, ci scrivete il vostro consenso, dovete essere maggiorenni e quando arriveranno i messaggi per voi noi cercheremo di mettervi in contatto e il primo incontro lo farete in diretta proprio con la vostra Safiria, quindi non ci sono pericoli perché Safiria è pure uno insomma che si toglie il tacco se uno fa qualcosa e picchia pure senza nessun problema, mi raccomando. Vi ricordo i numeri della diretta 081 0102 352 e anche tramite SMS 347 259 7021. In più potete lasciare anche i messaggi su RTC Targato Napoli e verranno letti in diretta. Regia, mi raccomando, vediamo pure i numeri, i messaggi del telefonino, perché venerdì mi è stato detto che una mia amica aveva mandato il messaggio e non l'abbiamo letto. La regia c'è? Non mi risponde. Va bene. Va bene? Madonna, mi fa morire. Andrea della regia a me mi fa morire. Io sono innamorata follemente. Andrea, che segno sei? Gemelli. Gemelli. Beh, io sono Toro. Voglio dire, Gemelli e Toro stanno benissimo insieme. Quindi stasera pizza insieme, Andrea, mi raccomando. Andiamo avanti. Vi svelo
il segno che sta in prima posizione nella classifica è il segno della bilancia. Quindi un applauso a tutti i nostri bilancini che si trovano in prima posizione. Ecco che adesso, ecco la bilancia con le ali, ma sono bellissimi insomma questi segni che la regia ci fa passare, queste immagini. Oggi saprete trovare le parole giuste per ogni occasione. La luna, Mercurio e il Sole, che sono presenti nel vostro segno, vi rendono molto brillanti. Quindi stanotte, mentre ero sui tetti, ho visto proprio questa congiunzione astrale. La luna, Mercurio e il Sole si erano proprio ricongiunti nel segno della bilancia. Per questo motivo, da oggi e fino a fine settimana, voi sarete molto ma molto brillanti. Quindi tutto quello che direte e tutto quello che farete vi riuscirà proprio bene, mi raccomando. Nel frattempo è arrivato un messaggino. Ciao Safiria, sono il direttore Vincenzo Ravo. Un bacio, ma io non lo vedevo. Non c'è, però mi ha mandato il messaggino. Mia madre Anna è Acquario, quindi un bacio a Vincenzo, il direttore di RTC, del quale sentiamo la mancanza, è vero, perché ogni tanto entravo con la telecamerina, ci mandava in Mondovisione, e a Angela la mammina che è Acquario, e andiamo subito a leggere il segno di Acquario. L'Acquario nella classifica si trova alla terza posizione. Siete molto esuberanti oggi, quindi mi immagino da un Vincenzo che è esuberantissimo, figuriamoci la mamma come deve essere esuberante. Ma chiamatemi anche in diretta così ne parliamo da vicino. Siete molto esuberanti, avrete una parola giusta per tutti e saprete riempire di entusiasmo le persone che vi stanno vicino. Quindi Angela, scusami, oggi tutti quelli che ti sono vicini vedono che sei felice e si sentono felici anche loro. C'è la telefonata? No, non c'è la telefonata, avevo sentito uno squillo. Quindi Angela, continua così ad essere felice. Anna, allora avevo detto bene. Continua ad essere felice e tutte le persone che saranno con te, comprese Vincenzo, oggi a ogni tua parola saranno proprio infettati da questa tua felicità. Continuiamo con i segni, continuiamo. Andiamo a leggere il secondo segno della classifica, che è quello dello Scorpione. Lo scorpioncino che esce. Ecco, tutto glitterato, con tutte le stelline intorno, proprio come la vostra Safiria. Anche se questo l'avevo letto un po' di tempo fa, ma lo leggiamo per chi si fosse messo in contatto con noi proprio adesso. Per risollevare le vostre finanze, oggi si ampliano le possibilità, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico. Buone, anzi ottime, le novità in arrivo. Quindi, come ho detto prima al nostro amico Scorpione, se lavorate a contatto col pubblico, tenete stretti questi rapporti, perché sono proprio da questi rapporti che usciranno delle ottime novità per il campo lavorativo, ma anche per il campo dell'amore, per il campo della famiglia. Insomma, le novità ci sono e da qui ai prossimi 2-3 mesi il vostro segno proprio attrarrà tutte le buone novità in arrivo. Adesso invece leggiamo il 12°. mandiamo 2 brani. Ok, allora il 12° segno lo leggiamo dopo, perché la regia mi dice che in arrivo altri 2 bellissimi brani. Siamo qui ad ascoltarli, vi aspetto dopo. 081 01 02 352.